Siamo in un mondo dove ormai non si usa più neanche l'italiano, abbiamo gli inglesismi che invadono la lingua italiana. Noi tutti da piccoli abbiamo avuto la nostra madrelingua, il veneto, e quindi un libro che a mio avviso, Le avventure del Pinocchio, che è su un tema che è conosciutissimo da tutti e che deve aiutare anche le nuove generazioni a conservare questo grande patrimonio che è identitario, che è la nostra lingua, la lingua madrelingua che abbiamo imparato dai nostri genitori, dai veneti, ed è un documento importante che dovrebbe essere adottato secondo me anche da tutte le scuole, perché le proprie radici sono un elemento fondamentale. Senza radici non sta in piedi l'albero, e nella lingua c'è tutto il patrimonio culturale di un territorio. Noi parliamo di lingua veneta perché molto spesso la lingua veneta viene declassata a dialetto veneto. In realtà è una lingua vera e propria che però appunto ha delle variazioni anche molto significative all'interno del territorio veneto, per questo si può parlare di dialetti veneti comunque all'interno della lingua veneta, perché come dicevo prima la lingua veneta che parla un veneziano di città non è quella che parla un padovano, non è quella che parla il trevigiano. Quindi sì. Lingua veneta però con quasi infinite sfumature, perché anche a distanza di pochi chilometri, basta spostarsi di una decina di chilometri da un paese all'altro e già alcune parole cambiano o l'accento di alcune parole cambia proprio a seconda. Ma la scelta è stata quella di usare la lingua veneta declinata tra? Allora, come ho scritto anche nelle prime pagine del libro, dalle zone in cui io ho origine, quindi tra Dolo e Vigonovo, io ho usato appunto le parole mie, che appunto io sono nato fisicamente a Dolo, cresciuto a Vigonovo, poi anche tra Dolo e Vigonovo, comunque è quella, diciamo, le sfumature sono quelle della Riviera del Brenta in generale, diciamo. Possiamo dire che la lingua veneta è dialetto, sì, ma del latino, non certamente del toscano, perché nasce come lingua prima del toscano, come abbiamo detto in altre occasioni. Noi abbiamo il famoso indovinello veronese in cui è scritto nell'VIII secolo d.C. in volgare veneto. Quindi alla primogenitura. Di solito un dialetto è una derivazione di una lingua, mentre la nostra deriva direttamente dal latino esattamente come deriva il toscano. Quindi a maggior ragione dobbiamo dire che la nostra è un patrimonio enorme di cultura, di saggezza, di sfumature linguistiche, il quale una volta perse, amici miei, avremmo perso tutta quella nostra grandissima ricchezza, ma sono convinto che non la perderemo, perché è ben radicata nel nostro cuore e nelle nostre radici.